Eder. Mech. Pallister. Uscirmi da questo casino, spero. Dragos ti ha tenuta lì. Tenuta è brutta di tenuta, Sì, come no, tipo hai ragione. no. Mi ha ospitata, ecco, mi ha dato una mano, mi ha accolta, tutto qui. E vorrei comunque chiedere scusa a tutti, a Nardò, alla città, alle forze dell'ordine, ai giornalisti. Come è stata divulgata la notizia, abbastanza tragica. Quello che posso dire io, eravamo saliti su un treno. Il treno non aveva una destinazione, viaggiava alla sua velocità e noi stavamo all'interno. In quel momento avevamo due opzioni: aprire le porte e saltare dal treno, oppure aspettare di arrivare a destinazione. In entrambi i casi c'erano pro e contro. Se salti dal treno ti fai male. Che è successo ora? Il treno si è schiantato e si è fermato, però tutti dentro sono vivi. Ognuno abbiamo qualcosa che non vanno bene nella nostra vita, ognuno ha i suoi problemi. A volte abbiamo soltanto bisogno di qualcuno che ci capisca, che stia al nostro fianco, che non ci fanno perdere. Chiedo scusa principalmente alle forze dell'ordine e alle persone che comunque mi hanno offerto una dimora. Chiedo comunque scusa anche alla famiglia di Tatiana a non averli avvisati. Si immagini lei se si dovesse trovare in una situazione del genere, cosa avrebbe fatto? All'incirca più o meno la stessa cosa, penso. Ma lei vorrà vederti ancora? Probabilmente sì, probabilmente no, non posso saperlo in questo momento. Non l'ho mai costretta a rimanere, a stare o quant'altro. C'era un accordo, che se non me l'ha mai chiesto io non gli ho mai detto niente. Non ho fatto nulla di sbagliato. Ne si vuole bene a qualcuno, si fa qualsiasi cosa. Anche se dovessi farmi un anno di carcere, 2, 3, 5, 10. Certo che molti hanno parlato di voi. Fatta così la società, non può non parlare. Come fa a non parlare? Non l'ho mai trattenuta, poteva andarsene quando voleva. Sparire è un buon modo per aumentare i follower, nel caso specifico da 55.000 sono saliti a 60.000. Ho chiuso tutti i profili per questo, Ert. Perché dovrei averlo fatto per questo? Cioè non ha senso, sinceramente. Beh, il senso c'è e comunque hai chiuso i profili perché la gente ti stava offendendo, la gente si poteva disiscrivere. Chiudendo i profili e magari riaprendoli tra 1 o 2 mesi ti troverai più iscritti e meno insulti. Solo perché scrivo le frasi, le poesie, vuol dire comunque che voglio diventare famosa? Non lo so. La gente può pensare quello che vuole, so io quello che ho fatto perché l'ho fatto. Questioni personali, fisici, da 2 anni affronto un qualcosa, ok? E quando si avvicina il giorno di un controllo, io scappo, evito di affrontare la cosa, ok? Quindi per evitare di sapere come procede quello che ho, scappo. Dragos ti ha tenuta lì. È stata la persona comunque che mi ha aiutato, non mi ha giudicata, non ha fatto nulla. Mi ha solamente accolta, ascoltata. Mi ha protetta anche. Ripeto, mi ha sempre aiutata, quindi non ha fatto nulla di male, chiariamo. Cioè non ha colpe lui, non ho colpe io, anche se ho sbagliato magari negli atteggiamenti, nei comportamenti. Ok? Magari può essere immaturo, però l'ho fatto per un qualcosa che c'è dentro di me. Non per una cosa, come dicono molti, una bravata, fragile, confusa. Penso che tipo ognuno affronta un periodo buio, ok? Che non riesce, non lo so, a parlarne con qualcuno, ok? Però il fatto che fa determinate scelte, magari anche sbagliate, non dà... non ci riesco, scusate. Non dà il diritto alle persone di parlarne, di insultare, che sia io o un'altra ragazza o un ragazzo. Se non sapete le cose, se non affrontate quello che affronta una persona X, non si dovrebbe secondo me parlare, ok? Cioè ognuno affronta battaglie, magari tipo ci sono là fuori persone che mi insultano, non mi fanno, o insultano ragazzi, insultano ragazzi, però tipo magari loro stanno peggio. Quindi perché tipo dare credito a
non lo so, a voci, capito? Di notte. A penna. Di notte, sì, di notte. Io sono molto brava di notte. I pensieri proprio vengono così. Desidero chiedere sinceramente scusa alla mia città, alle forze dell'ordine, ai giornalisti e alla mia famiglia e a tutte le persone che in questi giorni si sono dedicate alla mia ricerca con un'attenzione e un impegno che non avrei mai immaginato. So che il mio comportamento ha generato preoccupazione, confusione e anche paura e mi dispiace profondamente. Non ho mai voluto essere motivo di un allarme né causare ansia a chi, anche senza conoscermi, si è fatto carico della mia assenza. La verità è che non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere da emozioni troppo forti e da una fragilità che in quel momento non ero più in grado di gestire. Vorrei ringraziare uno per uno i cittadini che si sono mobilitati, l'Arma dei Carabinieri che ha lavorato senza sosta, i giornalisti che hanno cercato di raccontare la situazione con rispetto. Mentre tutto questo accadeva fuori, dentro di me c'era solo un groviglio di pensieri disordinati, una fatica che non riusciva più a trovare voce, un bisogno disperato di silenzio. So che dall'esterno la mia scelta può essere sembrata incomprensibile, forse perfino immatura, ma vista dall'interno era il tentativo sbagliato, impulsivo, ma vero, di sfuggire a un dolore che non trovava più spazio nelle mie giornate. La mia scomparsa non è stata una bravata né un gesto per attirare attenzioni, come pensano molti, è nata da una battaglia interiore che porta avanti da quasi 2 anni, forse un po' di più, una guerra silenziosa con qualcosa che mi supera, che a tratti mi spezza, che non ho ancora imparato a nominare senza tremare. Ci sono momenti in cui la realtà diventa troppo affilata, troppo pesante da sostenere e anche fare un passo avanti sembra impossibile. In questi momenti non pensi con chiarezza, cerchi solo un modo per non sentire, per fermare il rumore dentro, anche se quello fuori diventa più forte. Ho trascorso quei giorni a casa di Dragos, perché mi sembrava l'unica persona capace di guardarmi senza chiedere spiegazioni immediate, senza domandarmi di essere forte, senza giudicare il mio modo di cadere. Mi ha offerto ascolto, un posto in cui respirare. Vorrei che fosse chiaro che lui non aveva nessuna colpa, mi ha semplicemente accolto in un momento in cui non sapevo dove andare. E anch'io, per quanto la mia scelta abbia creato conseguenze, non voglio punirmi oltre ciò che già mia mente ha fatto. Non c'è stata malizia né intenzione di fare male, c'è stata solo paura, una paura che cresceva più in fretta della mia capacità di fermarla. Quando ho compreso che fuori stava succedendo tutto ciò che non immaginavo, ho sentito il panico trasformarsi in responsabilità e poi in vergogna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.